Oggi parliamo dei 20 anni del Taurasi d'OCG e poi Sydney e dolci sardi. La Sardegna, come per i pani, anche per i dolci, ha un grande patrimonio. Nella Barbagia addirittura si identificano i paesi per i propri dolci, a Fondi, biscotti, a Belleville Caschettas con i buconettes, che sono a base di pasta di nocciole, il torrone di Tonara, che è prodotto esclusivamente con la frutta locale. Parte da Fonni il nostro mini tour tra i dolci della Sardegna. Un piccolo comune della provincia di Nuoro dove l'arte del biscotto ha origini centenarie, pochi e semplici ingredienti che danno vita al savoiardo di Fonni, un prodotto che una volta era fatto tutto a mano. Lo si facevano ovviamente tutto a mano perché non c'erano le macchine, non c'era niente e solo qualche volta che si riuscivano a reperire le materie prime, uova, zucchero e farina, e allora si facevano dei biscotti. È un prodotto che ha il 50% di uova e parlo di uova fresche che sgusciamo noi giornalmente. Visitiamo l'azienda, qui ogni giorno arrivano circa 40.000 uova fresche che vanno ad alimentare un esercito di savoiardi. A Fonni, ma solo a Fonni, ci sono 3 allevamenti di ovaiole che nascono proprio per l'esigenza dei biscottifici. Lasciamo i biscotti e incontriamo Graziano, il quale ci fa vedere come si fa sacarapigna, ossia una granita che molto tempo fa era radicata nel centro della Sardegna dove c'erano le neviere. D'inverno si raccoglieva la neve, la si pressava dentro delle fosse, impagliata e veniva conservata sino all'estate. È una granita fatta semplicemente con acqua, zucchero e limone e viene fatta all'interno di questo contenitore che è la sorbettiera o carapiniera, immersa all'interno di un contenitore in legno di castagno su barile, dentro al quale viene circondata dal ghiaccio e dal sale. Con un movimento rotatorio e semi-rotatorio si fa in modo di sfreddare ghiaccio e sale per far sì che poi sottragga calore all'interno della sorbettiera. La seconda fase, quando si è già iniziato ad incrostare un po' di limonata attorno alle pareti, viene fatta con questo strumento qui, che è una paletta metallica che in gergo si chiamava su ferro de ferro, ossia tradotto il ferro di ferro. Ferro inteso come strumento da lavoro, in modo grossolano si iniziava a triturare la limonata che si era ghiacciata. Una fase di affinamento veniva fatta con la paletta di legno, su ferro dell'inna, il ferro di legno, in modo che si riuscisse ad assottigliare i cristalli di ghiaccio in modo talmente fine, quasi da renderla simile alla neve. Paesi in cui non è mai mancata sono San Luri, Tuidi e Guspini. Si arrivava, diciamo, a farne anche 70 sorbettiere al giorno.